bentornati a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. Siamo ormai al giro di boa, volendo un po' rimanere in tema marinaresco, e tanti sono i luoghi che abbiamo visitato ed altrettante le esperienze vissute, ed i prossimi giorni promettono ancora sorprese ed emozioni. In questo viaggio, quando volge al termine una giornata, arriva il momento forse più emozionante e spesso atteso, ovvero sia quello dei concerti alla luce della luna, potremmo aggiungere. Un'atmosfera magica, cullata dalle onde del mare, e stasera, sul palco del Carousel, un concerto tutto al femminile. Signore e signori, qui per noi, questa sera, Monica Sarnelli! Allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fu. C'è tutto tempo che è passato il tempo. Un concerto emozionante, un concerto che ti ha visto duettare sia con Roberto Colella, quindi una delle voci che stanno prendendo il via in questi anni, ma un'altra voce che sta prendendo il via è quella di tua figlia che ti ha accompagnato. Sì, ho duettato con Roberto Colella, è stata una grande emozione, e con Fuliggine, mia figlia, che ha ereditato la stessa mia passione per la musica e per il canto, e devo dire non è la prima volta che duetto con Fuliggine. Comunque è stato bello essere qui per la quarta volta, perché ho fatto 4 crociere con la MSC e con la Scoop Travel. Io ho omaggiato con il mio progetto Le Lazzare Felici tutti gli autori della Napoli e della mia Napoli, che ovviamente sono una Napoli bagnata dal mare, lo sappiamo tutti. Quindi evviva Napoli, evviva il suo mare, evviva il suo mare, ma evviva il popolo dei napoletani. La sua voce fresca e il suo stile personale rivisita i grandi successi della tradizione, portando una ventata di modernità e di originalità. Facciamo un grandissimo applauso per Fuliggine! Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai. Tua madre per la quarta volta è salita sulla crociera della Scoop Travel, tu per la prima. Com'è esibirsi in una crociera in una situazione forse unica nel suo genere? È sempre bello portare musica in giro e sapere appunto di avere l'opportunità di portare la tradizione napoletana a un pubblico che viaggia, che è interessato. È stata una bella serata, ci siamo divertiti, è stata una condivisione anche, e spero quindi in futuro di poter portare il mio progetto. Speriamo di rivederci alla prossima crociera. Concerto al femminile, Monica Sarnelli, Fuliggine, Roberto Colella che ha duettato con lei, quarta edizione anche per Monica Sarnelli. Allora, quali le emozioni di questo appuntamento? E diamo appuntamento invece noi ai prossimi episodi di questa crociera con la nostra narrazione. Questa sera è stato un viaggio emozionale, potremmo dire, perché c'è stato uno scambio generazionale tra Monica e Fuliggine. Monica, tra l'altro, è una delle artiste che per prime ha creduto in questo progetto, perché ha partecipato alla prima edizione, alla seconda e alla 10ª edizione. Questa è la quarta volta che viene qui in crociera con noi, quindi è una di quelle artiste che appunto ci crede e ci dà una mano ad andare avanti in questo viaggio. E con lei sul palco sono esibiti Fuliggine, è una giovane artista napoletana che con la sua carica e con la sua energia ci ha appunto travolto e trasportati con leggerezza nella musica napoletana, e con lei c'è stato un momento incredibile di altissimo livello con Roberto Colella, con dei duetti che ancora abbiamo i brividi. Io sono senza voce perché ho cantato tutta la serata e ho perso la voce.